Struffoli napoletani. Andiamoli a preparare insieme, dai. Farina, zucchero, il burro, le uova, il pizzico di sale. Vi sposto sul tavolo, l'impasto è formato, facciamo riposare in frigo per 30 minuti. Il nostro impasto è ben raffreddato. Mano a mano che li formiamo, li mettiamo in un vassoio distanziati tra di loro. Poi siamo pronti per la frittura. Caliamoli pochi per volta, mi raccomando, così eviteremo di far salire la schiuma. Quando sono belli dorati, li scoliamo e li mettiamo in un colapasta. Una volta fritti i nostri struffoli, dobbiamo preparare la glassatura, il miele. Se il miele inizia a bollire, possiamo calare gli struffoli. Li mettiamo nel vassoio e li decoriamo con i confettini. Eccoli pronti, che ci è voluto? Presto fatto!